La celebrazione della 30ª edizione del Premio Mestre per lo Sport organizzato dalla Panathon Club di Mestre è stata una vera festa. La serata, condita in maniera eccellente dal gruppo Venice Ghost Ensemble diretto dal maestro Luca Pitteri, si è svolta al Teatro Tognolo di Mestre. Molte come di consueto le premiazioni. La prima ha visto come protagonista l'atleta emergente Cristina Favaretto, che si sta mettendo in evidenza nella canoa fluviale. Una bella ragazza, canoa fluviale, come ci sei arrivata? Ci sono arrivata grazie alle scuole medie di Oriago che mi hanno proposto questa attività, io l'ho accettata, ho accettato di fare un corso all'inizio e poi la disciplina mi ha preso, mi è piaciuta subito e ho deciso di continuare. Con quale squadra sei tesserata? Col Canoa Club Oriago. E dove è che ti alleni? Mi alleno sul Naviglio Brenta, principalmente a Oriago, fino a Mira, e a volte svolgiamo anche allenamenti in fiume, sempre sul Brenta a Vastagna, che c'è l'acqua un po' mossa. Come si caratterizza il tuo allenamento? Il mio allenamento di solito facciamo palestra 3-4 volte alla settimana e poi i giorni rimanenti canoa e a volte corsa. E quali sono i tuoi obiettivi? I miei obiettivi sono sicuramente per il prossimo anno che abbiamo gli europei in Slovenia, quindi è un fiume abbastanza vicino a noi, potremo andarlo a provare e ovviamente i mondiali fra 2 anni. Sino ad ora quali risultati hai ottenuto? L'anno scorso sono arrivata terza in gara a squadre con le mie 2 compagne agli europei in Serbia e quest'anno ho vinto i 2 titoli italiani e ho vinto il titolo a squadre mondiale. È stata poi la volta della fiorettista Stefania Straniero. Ricordiamo a chi ci vede quali sono i tuoi risultati, qual è sino ad ora la tua carriera. Allora, per quest'anno come risultati c'è stato il secondo posto agli europei Under 20 e individuale, mentre ho fatto loro squadre, sempre agli europei Under 20 a Mosca. Poi ho fatto i mondiali in Giordania e abbiamo vinto a squadre l'oro. È il secondo anno di fila che vinco il titolo italiano sempre Under 20 e poi quest'anno sono riuscita a battere la Vezzali, che diciamo è una cosa abbastanza difficile e rara. Qui c'è una grossa tradizione per quanto riguarda la scherma. Sì, questo sicuramente. Comunque il Veneto è sempre stata forte come regione per quanto riguarda la scherma, cerchiamo di portarla avanti. Secondo te qual è la cosa in più che caratterizza appunto questo sport qui nel veneziano? Ma forse comunque la scuola, la vecchia scuola di Rosa, che all'epoca è stata rivoluzionaria, ha dato una certa impostazione agli atleti, che poi questi atleti sono diventati maestri, si sono sparsi un po' per tutto il Veneto, quindi hanno portato questa tradizione in tutto il Veneto. Il tuo futuro a cosa punti? Magari un giorno di entrare nella squadra per le Olimpiadi? Beh, per scaramanzia non dico niente, però si punta in alto e si cerca sempre di raggiungere il massimo. Una edizione del premio che parla decisamente al femminile, scopriamo infatti la campionessa mondiale di canoa fluviale Angela Luisa Prendin. Come ti sei avvicinata a questa disciplina? Per puro caso, quando avevo 11 anni, attraverso un corso organizzato dalla scuola media come attività extrascolastica, ho cominciato nel canale del mio paese. E ricordiamo, Il Naviglio Brenta. Quindi insomma una disciplina un po' particolare. Come ti trovi con questa disciplina? Quanto, tra virgolette, tempo spendi per poter ottenere i risultati importanti? Beh, 2 allenamenti almeno quotidiani sono 3, a volte anche 4, poi dipende dal periodo e fondamentalmente non possiamo rimanere fissi, stabili in un luogo, ma abbiamo bisogno di girare per provare acqua diversa, perché essendo slalom abbiamo bisogno di canali artificiali perché tutte le gare vengono organizzate nei circuiti, in Italia non ci sono, quindi dobbiamo spostarci fondamentalmente. I più vicini sono in Slovenia oppure ad Augsburg, quindi tendenzialmente sì, siamo un po' itineranti. Adesso attualmente
su cosa stai lavorando e quali sono stati i tuoi risultati in questa stagione? Beh, abbiamo qualificato il posto barca al mondiale di Bratislava a settembre, quindi l'Italia sicuramente manderà a Londra una donna. E adesso bisogna decidere chi va, ci saranno le gare di selezione a maggio e aprile e maggio, a seconda dei risultati, poi vedremo chi sarà la fortunata. Ecco. Per quanto riguarda gli altri settori, il Venezia Calcio a 5 è stato premiato come società sportiva per la promozione nella scorsa stagione in Serie A1, come tecnico allenatore Emanuele Lele Molin, come dirigente sportivo Andrea Cipressa. Nel giornalismo una targa al direttore del Gazzettino Roberto Papetti e un'altra a quello della Nuova di Venezia Mestre Antonello Francica. Infine sul palco sono saliti anche i cronometristi Venezia, mentre il premio Una vita per lo sport è andato a Flavio Asta, primatista italiano del disco e del peso.